Passats 20 anys, che intanto aveva fatto su il tempio e il palazzo, Salomone al tornava sulle città che Curam aveva dadis e al sistema i figli di Israele. Salomone al marcià quintri Amat di Zobe e le ciapà. Al tornava su Palmire tal deserto e tutte le città di rifornimento che aveva fatto su in Amat. Al tornava su Bet Coron di Zore e Bet Coron di Zot, fortecis con tanti muris di puartis e di clostris. Compagna al fasè con Balaad, con tutte le città di rifornimento che gli era paron lui e con tutte le città dai chiars e dai chiavai. Insomma, al fasè tutto che i parabendi fa su in Gerusalemme, al Liban e in tutto il territorio che paronava lui. Tutti che restavano dai Itis, dai Amores, dai Perisis, dai Eveos e dai Ebuseos, che non erano israeliti, vadì i loro discendenzi, restati dopo di loro in tetiere, tutti che non avevano infruciati israeliti, Salomone gli obbligò a fare gli svoris, come che le anche more presente. Però Salomone non doprà nessun israelita sicuro sclavo per suo svoris, perché loro erano uerirs, restanti dai sei scudirs, restanti dai sei chiars e dai sei cavaliers. Che restanti dai prefetti, se il giusto del re Salomone, erano 250 e attenivano di voli il popolo. Salomone al stralozzà la figlia del faraone de città di David alla chiesa che aveva fatto su per gli, perché pensava, non ha di vivi una delle mie femmine in te chiesa di David, re di Israele, perché ogni luce, la che gli sta depojata dell'arce di Yahweh, è santa. Allora Salomone gli offrì olocausto al Signore sull'altare del Signore che lo aveva fatto su in faccia dall'antil. Ogni dia lo offriva olocausto secondo l'ordine di Mosè, te sabidis, te dis de lune nuove e te 3 fiestis dall'anno, vengastais te fieste dal pance celevan, te fieste del setemanis e te fieste de stendis. Stante ciò che aveva ordinato suo pari David, al stabilire le classi dai predis per funzioni. E in che pai le vizze, al de ordine che te loro funzioni, all'audarsi in Dio e ad essi una man ai predis ogni dì. Al destinare in che i portonirs, per ogni parte sono le loro classi, perché così aveva ordinato David, uomo di Dio. Non si slontanare in nuie dai ordini che aveva dato David, a riguardo ai predis e ai levizi. La stessa robe in merito ai tesaurs. Così fu portata al colmo tutte le lavori di Salomone, di quanche abutare in gli sfondi dal Tempio, fin tremai a quanche lo finirin dal tutto. Allora Salomone allè a Ziongeber e a Elat, sulla riva del mare, tetiere di Edom. Curam i mandà un pocis di naus fornidis di marinars e di oms che avevano a pratica il mare, che insieme coi marinars di Salomone, aierin a Ofir e di lì a portarin in Daur 450 talenti di aur e ai portarin al re Salomone.